L'Università di Harvard ormai da anni ci ha dato questo schema di base su cui ragionare, su cui lavorare, su cui costruire le nostre ricette. Ovviamente mette assieme quelle che sono le ultime evidenze in campo medico-scientifico, ovvero si arriva ad ottenere dei piatti maggiormente bilanciati, ma non solo piatti in realtà, è uno schema di base su cui dobbiamo fare riferimento per comporre tutto il nostro pasto, quindi può essere anche un menù, può essere una serie di portate. Noi per semplificare l'abbiamo traslato, sopra un piatto unico, come è il suo nome, in modo tale da avere tutti i macronutrienti e i micronutrienti utili per affrontare un pasto in maniera ottimale. Ovvio, oltre a tutto questo c'è anche alla base, ed è la nostra forza, la forza di questo progetto, la possibilità di accedere, di scegliere prodotti di primissima qualità, addirittura homemade, prodotti a chilometro meno di zero se vogliamo, e quindi prodotti super, e che la campagna ci offre, che questo territorio fantastico ci offre. Come ultimo step c'è l'attenzione per tutto ciò che riguarda i sistemi di lavorazione e di cottura, ed è questo su cui dobbiamo lavorare ancora molto. Abbiamo gettato il seme, piantato il seme grazie a questa iniziativa, e cercheremo di coltivarlo nel migliore dei modi, ponendo attenzione a tutti quelli che sono dei passaggi che oggi non si può più tralasciare, ovvero l'attenzione quasi spasmodica sul controllo delle temperature, ad esempio, per quanto riguarda le cotture degli alimenti, evitando di produrre quelle che vengono definite sostanze dannose derivanti da sistemi di cottura un po' troppo arretrati. Bisogna aggiornare un pochino, e quindi tutto questo racchiude il piatto unico, e la speranza è quella che venga abbracciato questo progetto, che venga accolto da più ristoratori, da più agriturismi possibile. In questa serie di eventi che la CIA sta portando avanti si inserisce anche questo, è un'iniziativa a cui teniamo molto. Due associazioni importanti del territorio, l'ILT e CIA Agricoltori Italiani, per questo progetto che vuole unire le eccellenze gastronomiche del territorio, un piatto che tutti i nostri agrituristi proporranno, e d'altra parte portare all'associazione l'ILT una piccola somma per ogni piatto messo in tavola ai fini sociali, ai fini della ricerca, dello sviluppo di quelle che sono le mission dell'associazione, appunto. La CIA da tempo sta cercando questo patto con la società, con tutta la cittadinanza che non si occupa obbligatoriamente di agricoltura. Questa è una delle occasioni che non abbiamo voluto perdere. Le eccellenze ce le abbiamo, le forze ce le abbiamo, le capacità ci sono, dobbiamo solo metterle a sistema. Noi ci dovremmo tutti quanti far promotori di questa iniziativa, secondo me molto interessante, e promuovere quello che è poi la tipicità di questo piatto, che è fatto con tutti i prodotti proprio tipici che tutti noi agriturismi lavoriamo, a sostegno appunto della LILT. Quindi dobbiamo farci noi portatori ai nostri clienti, esporre la nostra proposta e far conoscere questa iniziativa. Noi come Turismo Verde abbiamo una bella abitudine di ritrovarci, adesso un po' meno causa Covid, ma riprenderemo senz'altro, di fare delle cene informative dove condividiamo iniziative tipo questa, e questa sicuramente ci metterà tutti d'accordo, e dove appunto portiamo avanti dei progetti e ci teniamo che partecipino più aziende possibili. Prosecco Cycling è una manifestazione sportiva, ma è soprattutto una manifestazione per vivere il territorio e vivere anche lo stare insieme nella salute dello sport. E noi partecipiamo ormai da 3 anni con una squadra anche sempre più nutrita di ciclisti a questa manifestazione, proprio per valorizzare la nostra presenza sul territorio, l'ospitalità e il vivere sportivo, dell'ambiente in cui le aziende agricole operano. Abbiamo in quest'anno accompagnato con noi anche l'ILT a questa manifestazione. Il logo dell'associazione della Lega campeggia nella divisa dei nostri ciclisti, perché crediamo che oltre alla vita sostenibile del vigneto delle campagne ci sia anche un aspetto di solidarietà che è sempre fatto parte dei valori del mondo rurale. Ottobre è il mese dedicato alla lotta al tumore al seno, chiamiamo anche Nastro Rosa. Siamo presenti sul territorio con le nostre campagne di informazione, con eventi, con conferenze alla popolazione, con
aperti i nostri ambulatori, anche il nostro ambulatorio mobile è presente sul territorio proprio per effettuare visite gratuite di diagnosi precoce del tumore del seno. Consideriamo che 1/3 dei tumori della donna dei tumori femminili è un tumore al seno. Nel Veneto quasi 5.000 nuovi casi ogni anno di tumore al seno, quindi quanto è importante la prevenzione, quanto è importante la diagnosi precoce, se consideriamo che se diagnosticato in tempo il 90% di donne ha la possibilità di guarire. Beh, l'alimentazione, la sana alimentazione è uno dei principi fondamentali della missione della LILT, che è ovviamente la prevenzione, e quindi questa serata cade perfettamente a tema, perché insieme alla CIA abbiamo proprio CIA Treviso e LILT Treviso, abbiamo appunto questa sinergia e abbiamo coinvolto anche uno degli chef che più sono impegnati nella sana alimentazione, per cui un'occasione davvero unica nel coniugare sana alimentazione, eccellenze del nostro territorio che sono l'asparago, la zucca e ovviamente il radicchio, e questa sinergia non poteva che essere la migliore, direi, fra Chef Polato, CIA Treviso e LILT Treviso.